Riso ce lo strappi, perché quest'oggi nella nostra rassegna stampa ci sono soltanto tristezze, le decisioni della consulta sull'autonomia, ma no, no, non è di questo che ti voglio parlare, perché alla fine la vita prosegue. È vero, Alberto, non è che adesso... cioè, Direi di sì, non, direi di sì. andiamo avanti, e soprattutto ci sono altre gatte da pelare, e in questi casi ci sono gli amici di sinistra, ragazzi, che spataffiata di cavolate sulla manovra finanziaria, le opposizioni in perenne attacco, misure truffa, solo propaganda da parte del governo. Lo ricordiamo, ragazzi, lo sciopero generale è stato confermato venerdì 29 novembre. E allora, visto che sono arrivati anche un po' di WhatsApp su questo fronte, perché da una parte c'è la nostra sacra autonomia, che però abbiamo visto va avanti, è da aggiustare, ma va avanti. Dall'altra parte, io ti chiedo, quale critica ti ha fatto più arrabbiare per quanto concerne la manovra finanziaria? Che ne so, tipo ad aumentare sono solo le spese militari, guardane qua una, l'aumento salariale al 6% con l'inflazione al 17%, o se preferisci aumentare gli investimenti nella sanità pubblica, cosa proprio vuoi distruggere tra queste della sinistra, che ne hanno dette di tutti i colori, contro una finanziaria? È chiaro che insomma non siamo l'America, ragazzi, le cose non vanno così bene, ma non mi pare così terribile. Bagnai. Allora, io, perdonami, ma ti deluderò, nel senso che a me, tu chiedevi che cosa volessi distruggere di queste critiche della sinistra, ma io di queste critiche della sinistra vorrei distruggere la sinistra, e siccome la sinistra è tutta chiacchiere e distintivo, il modo migliore per distruggerla è non farla sentire, che significa non mancare di rispetto, assolutamente. Io sorrido sempre ai colleghi di sinistra quando li incontro nei corridoi della Camera. Normalmente ho visto che alla Camera le persone non rispondono al saluto, invece in Senato sì, c'è una diversa educazione tra i due corpi parlamentari. Assolutamente i colleghi della Camera, quelli di opposizione, ti guardano mediamente in cagnesco, ma devo dirvi che questa cosa non mi ha indotto in uno stato depressivo. Nel mio blog mi sono occupato di due bufale particolarmente ridicole, in particolare quella sulla spesa sanitaria, che sinceramente è vergognosa, perché questo governo la ha effettivamente aumentata, e tra l'altro, come faceva notare un nostro esperto su Twitter, la spesa sanitaria pro capite, cioè i soldi che lo Stato mette diviso per il numero di cittadini, è aumentata, ed è aumentata più dell'inflazione, anche perché grazie alle illuminate politiche del PD, l'austerità, i tagli alla sanità, i tagli alla scuola, purtroppo dal nostro paese tanta gente se ne va, e quindi abbiamo una spesa sanitaria che aumenta con una popolazione che diminuisce. La spesa sanitaria aumenta grazie a noi, la popolazione diminuisce grazie al PD. Il risultato è che il rapporto aumenta più di quanto è aumentata l'inflazione, ma questo non lo dice nessuno. Poi siamo in un mondo così circondato, ci siamo circondati nei parterre televisivi da folcloristici esperti di vario tipo. Io ieri ero con l'esperto del clima, poi c'è anche l'esperto della sanità, che ben conosciamo, tutte persone, diciamo così, degli influencer che per carità, io mi diverto anche a seguire qualche influencer. Magari su temi seri ci vorrebbe un pochino più di serietà, però torno a dire una cosa, proprio come principio, anche a tutti quelli che ci ascoltano e che magari sono militanti, sono impegnati. Sì, bisogna avere degli argomenti per rispondere, ma bisogna ricordarsi una cosa, l'opposizione non esiste, noi siamo al governo per lavorare, non per rispondere a loro. Ci provocano anche per farci perdere tempo, e noi non perdiamo tempo e andiamo avanti. È vero, è vero, è vero. La sensazione che ce l'ho è proprio quella, ci vogliono provocare. E noi andiamo avanti. Ma sì, naturalmente. Poi anche qui c'è un problema, dipende anche dalla platea alla quale si rivolgono, perché io, insomma,
non voglio diventare stucchevole, ricordo spesso che una volta ero di sinistra. La qualità, diciamo così, anche dell'elettorato, dell'uomo medio progressista, incapace di usare le 4 operazioni, mi ha in qualche modo costretto a diventare un esponente, un rappresentante, e sono onorato e sono contento che la Lega mi abbia offerto la possibilità di farlo, degli elettori di destra, che sono quelli che usano le 4 operazioni, magari perché come me hanno più di 50 anni, quindi all'epoca a scuola ancora le insegnavano, o magari perché non si arrestano alla prima fesseria che sentono, ma vogliono andare a verificare i numeri. Questa sulla sanità, secondo me, è la balla più assurda. Un ottimo, se volete seguire una persona che si accalora moltissimo e che smonta una per una perdendosi un sacco di tempo, ma è tempo magari anche speso bene, è il senatore Borghi. Con lui avete soddisfazione perché è implacabile sui numeri. Io ormai, che cosa volete che vi dica? Ci sono delle istituzioni, mi dispiace dirlo, lo dico con grande dolore e lo dico anche con grande rispetto, che si sono fondamentalmente screditate. Una è la stampa e un'altra neanche la nomino, perché è l'istituzione screditata per antonomasia. Vengono a dirci che però all'interno di quelle istituzioni c'è una maggioranza silenziosa che lavora, quindi ci sarebbe una maggioranza silenziosa di giornalisti che riportano i dati separati dalle opinioni, ci sarebbe una maggioranza silenziosa di magistrati che fanno il loro lavoro con scrupolo. Beh, io vi racconto una cosa molto semplice: siamo in democrazia e siamo in una repubblica parlamentare. In democrazia, se non ti esprimi non esisti, quindi io queste maggioranze silenziose virtuose, secondo me, non esistono e non ci sono, rimangono delle istituzioni screditate alle quali, ahimè, fatalmente, con un grandissimo danno, perché non dovrebbe essere così, io personalmente, e probabilmente anche molti di quelli che mi ascoltano, tendono a non andare più retta. Questa è la realtà del degrado che il PD ha seminato a piene mani nelle istituzioni. Applausi a scena aperta, e molti mi chiedono dove ti trovano, se anche tu sei su X, che sono andati via tutti. Adesso io so che Bagnai è ben presente su Facebook, fai spesso una diretta mentre guidi l'auto, bella tosta, è vero? Ma allora, io su X ci sto un pochino di meno e devo dire la verità, non sono poi convintissimo che il cambio di proprietà ne abbia cambiato le logiche. Sicuramente si sta meglio al tempo di quando c'era Jack, diciamo, però è una piattaforma che è totalmente infiltrata da personaggi che non vogliono confrontarsi, vogliono solo inquinare il dibattito. Io sto nel mio blog, se lo cercate lo trovate, Alberto Bagnai Blog, dove è nata la community che diciamo che avete visto e che poi si è anche trasferita su Twitter. Ma il vantaggio di stare sul blog anziché su Twitter è che i troll restano, cioè quelli che vengono solo per disturbare, restano fuori dalla porta, si può parlare con più calma degli argomenti, ci si può confrontare in modo più disteso. I social, sì, per carità, c'è l'effetto così dopaminergico dell'applauso, del like, ma molto prima che tutta una serie di autodichiarati intellettuali di sinistra sdegnati se ne andassero sbattendo la porta, io avevo un pochino rallentato la mia attività su X. Sono su Instagram, dove metto le foto del mio collegio, che è bellissimo, e esorto tutti ad andarsene a vedere, e sono su Facebook, dove metto i miei interventi televisivi e ogni tanto faccio delle dirette per raccontare agli elettori a che punto siamo con i lavori parlamentari, o semplicemente quello che mi passa per la testa. Poi chi vuole ascolta e chi non vuole no, noi siamo per la libertà, non siamo per avere, come la sinistra desidera avere, il monopolio dell'informazione, cioè della menzogna. È vero, è La vero. forza della Lega è sempre stata quella di disintermediare. I grandi media non ci hanno mai dato spazio e hanno sempre dato un'immagine distorta di noi, e quindi noi ci offriamo attraverso i social media, che sono comunque anche quelli una lente un po' deformante, ma meno delle grandi reti televisive, ci offriamo agli elettori nella nostra verità e nella nostra nudità. Saranno poi loro a giudicare se voltare via lo sguardo
orripilati o se interessati a seguirci. No, i nostri sono assolutamente interessati, anche perché la nostra radio si chiama Radio Libertà proprio perché racconta con libertà cose che gli altri canali più schizzinosamente non prendono in considerazione o non possono prendere in considerazione. Alberto Bagnai, deputato della Lega, è stato un piacere. Buona giornata e buon lavoro e alla prossima. Grazie, buon lavoro a voi. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora il buongiorno. Mi avete appena acceso? Male, malissimo, ma trovate tra poco sul sito radiolibertà.net il podcast di questa rassegna stampa che potrete tranquillamente riascoltare, soprattutto se ci tenete all'autonomia e avete visto, insomma, che c'è qualcuno che l'autonomia ce la vuole cancellare. Intanto però i vostri WhatsApp 340 6709 659, ne sono arrivati una caterva anche con tanti saluti al grandissimo Alberto Bagnai, è uno dei preferiti, lo so, però effettivamente vediamo dove mi portate. Io non capisco, vogliono l'autonomia come me, ci fanno sgambetti da anni e di fronte ai soprusi invece di compattarsi si lamentano e non votano? Io proprio non capisco. Il Dario che dice i cervelli se ne vanno, i corpi restano purtroppo. Ancora meditazioni, ma pensate da Mattarella ragazzo, non c'era festa senza di lui, tutti lo volevano così simpatico per fare girare il disco e quando si saprà la verità sul fratello sarà tardi. Maurizio, zitto e mosca, i quattrini stanziati per le scuole paritarie fanno risparmiare 5 miliardi l'anno, ma non se ne ricevono così tanto dallo Stato. L'autonomia ed economia regionale vanno davvero d'accordo? Le regioni del sud non hanno strutture industriali come si deve, faranno tutti i camerieri per i turisti? Altra domanda, ma quando verranno ripristinati gratuitissimi MAV e IRAV per pagare la pubblica amministrazione invece di sovratassare gli utenti a favore di aziende private delegate chiamate banche, le tasse non si riesce a farle calare e la commissione non è forse un'altra tassa? Resto in ascolto. E certo caro, e io leggo volentieri il tuo appello, ce ne siamo accorti tutti che utilizzando internet uno dice ma com'è veloce, utilizzo internet, ti fanno pagare euro ed euro di tassa. Questa Italia, con questa magistratura e con questa classe dirigente, o meglio digerente, merita un nuovo nome: Idiotalia. Mamma mia, che fantasia oggi! È tutta una bufala transitoria, torneranno tutti a breve su X. Ci scommetti? Non è vero che i sinistri lasciano X, purtroppo sono ancora tutti lì, ci scrive Andrea da Roma. L'altra istituzione totalmente delegittimata che Bagnai non vuole nominare si chiama magistratura e la nomino io. Oh caro Carlo, assolutamente, se lo tenevamo ancora 5 minuti ci arrivava. Qui ci fermiamo, c'è la pausa delle ore 9 con la canzone indipendente, poi certo ancora in diretta con Sammy Varin, qualche approfondimento e le vostre telefonate in diretta. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Ciao a tutti gli ascoltatori della rassegna stampa di Radio Libertà, io sono Marta Ferradini e il mio nuovo singolo si intitola Rane nella pancia. Per la prima volta parlo d'amore, ma senza prendermi troppo sul serio, come suggerisce il titolo. Queste rane nella pancia infatti sono un po' il ricordo rumoroso e anche ingombrante di questo amore impossibile che è finito, però mi perseguita col suo ricordo e come canto nella canzone sono pugni presi in faccia per le vie di Milano. Spero che vi piaccia, seguitemi sui social e vi aspetto sotto il palco per cantarla insieme a me. Ciao a tutti e buona musica italiana.
Questo è davvero l'elogio dell'autonomia, l'elogio agli artisti indipendenti e complimenti. È uscita proprio quest'oggi la nuova canzone di Marta Ferradini, la figlia dello storico Marco Ferradini, quello di Teorema, Lupo Solitario DJ, Schiavo senza catene, mamma mia, Rane nella pancia, stupenda, suona bene, un motivetto, sono rane nella pancia, già lo cantichiamo, ed è entrato proprio quest'oggi in programmazione su Radio Libertà e speriamo anche in tante radio che prendono in considerazione la musica degli indipendenti. Marta Ferradini, Rane nella pancia, con il buon dì rinnovato, la voce di Sammy Varin su Radio Libertà, sul canale 252 del vostro televisore in tutta Italia sulla banda DAB dell'Autoradio o su www.radiolibertà.net e ancora su Facebook cercando Radio Libertà, anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Sto per aprire le linee, ma prima ancora qualche articolo perché c'è l'autonomia in primissimo piano, siamo pieni di schiaffi, abbiamo tutti le guance rosse, ci sono le 5 dita della slime qui sulla sinistra, guancia sinistra, autonomia, schiaffo al governo. Titola quest'oggi il quotidiano La Stampa. La consulta boccia i punti fondamentali della riforma, la Lega andiamo avanti. Flop clamoroso, ora vediamo le conseguenze sul premierato, dice la Schlein. Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ciò che va a beneficio alla comunità nelle parti più deboli e vulnerabili è un bene. Calderoli, il padre dell'autonomia, valuteremo i correttivi, i negoziati con le regioni proseguiranno. Sì, perché c'è la brutta notizia che dobbiamo aggiustarla un attimo, ma la bella notizia è che il tutto è costituzionale, l'impianto è costituzionale, nonostante nel taccuino Marcello Sorgi ci dà delle anatre zoppe, un'anatra zoppa da riscrivere. È un no che in realtà diventerà un ni e forse quasi un sì all'incostituzionalità della riforma delle autonomie differenziate, quello pronunciato ieri dalla Corte Costituzionale presieduta da Barbera, quasi un messaggio di addio del presidente che sta per lasciare. C'è molla con sta bella patata bollente e dice in sostanza: l'autonomia rafforzata si può fare, ma non così. Servono leggi ben scritte, non gli accrocchi che Parlamento si è ormai abituato a sfornare. Ma è proprio in Parlamento che l'autonomia dovrà ritornare e la buona notizia è che la Cassazione potrebbe decidere di annullare il referendum, visto che il tutto ritorna in Parlamento. Non che avessimo paura che si arrivasse al numero legale, ci mancherebbe altro, però un risparmio. L'intervista e ti immagini dove siamo? Siamo sul quotidiano La Stampa e voi che non lo intervistano, Eugenio Giani, confermati tutti i nostri dubbi, minava l'unità nazionale. Il governatore toscano, il principio di solidarietà ed equità va rispettato. Ragazzi, se volete avere come si può dire, un rigurgito, no, una reazione, ecco, perché magari la giornata era cominciata troppo bene, acquistate il quotidiano La Stampa di quest'oggi, che per fortuna poi mette a pagina 7 il sospiro di sollievo di Fratelli d'Italia e Forza Italia, scacciato lo spettro referendum. Gelo su Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia, che avevano chiesto di trasferire alcune funzioni. Gli azzurri, i rilievi dei giudici vanno nella direzione da noi indicata, bisogna agire con responsabilità. Il Carroccio sfida gli alleati, si deve correre tutti insieme o sarà un problema. E ricordiamo insomma che qualche mese fa Forza Italia faceva un po' la maestrina con noi della Lega anche sull'autonomia. Dove sono
Cos'è successo? No? Cioè, a furia di prendere schiaffi quest'oggi, guarda, veramente. A pagina 8 della Stampa c'è anche l'analisi di Alfonso Celotto. Dai livelli sanitari alle aliquote dei tributi, ecco i punti finiti nel mirino dei giudici. La Consulta ha impresso un'incisiva correzione, ora spetta alla politica colmare le lacune, ok? No, ci siamo assolutamente. Io sono contento perché alla fine è un applauso. Autonomia, è chiaro, si deve fare meglio e allora faremo assolutamente meglio. Sto per aprire le linee, ma intanto leggo anche, per consolazione, anche il quotidiano La Verità, perché a pagina 6 la lotta all'invasione prosegue, ma è un record di domande per avere l'asilo dai paesi insicuri, secondo le toghe italiane. Pensate, un boom di richieste d'asilo stanno arrivando dall'Egitto, più 106%, dal Bangladesh, più 59%, e mica scemi questi, Chissà chi glielo ha detto. Le mete che la magistratura ha interdetto ai rimpatri rapidi. Ragazzi, saremo pieni di egiziani che magari imparano anche a fare bene la pizza, però ragazzi, basta, non abbiamo più spazio, sono finite le pizzerie, capisci? Aprimi le linee, Davide, porta pazienza, apriamo le linee, sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori. 0292947222. Vi segnalo anche sul quotidiano La Verità, e questo ce l'ha solo il quotidiano La Verità, pagina 18, il pensiero unico, i manuali intrisi di marxismo. Uno spettro s'aggira ancora nelle aule delle nostre scuole. Alcuni professori hanno passato ai raggi X una quarantina di testi adottati negli istituti della penisola, ma più che a crescere nuove generazioni servono a indottrinarle, ragazzi. Cioè, questi sono libri di sinistra. Al primo posto c'è quello dell'Annunziata di un certo De Aglio, Emiliani, Foa, Sofri, Geografia dei continenti extraeuropei, ma ce ne sono tantissimi altri. Alcuni di questi probabilmente vengono anche utilizzati dai vostri figli per studiare. I volumi hanno come missione quella di portare gli studenti a una comprensione dei meccanismi sociali e filosofici di tipo socialista. Il ritardo culturale dei giovani italiani è basato sulle 3 I: inglese, impresa, informatica, un altro fattore che va aggiunto a quello dell'ideologia. 0292947222. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, Sammy? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario. Prima una considerazione e poi una domanda a te. Ho visto il convegno in magistratura democratica la settimana scorsa. C'erano Landini, Bersani, Falceput ed D'Azzecche. Mancava solo sai, con la riunione delle vecchie sezioni del Partito Comunista, mancava solo l'Internazionale che cantavano. È una cosa incredibile, solo in Italia c'è una cosa del genere, la magistratura che si schiera a sinistra. Poi una cosa, guardate che è rivoluzionaria la nomina di Trump e di Robert Kennedy Jr., perché il ministro della salute è uno che si dice Novax, che poi non è vero, non è Vax, ma che farà la guerra alle multinazionali farmaceutiche, a Big Pharma. È una cosa rivoluzionaria. Cioè stiamo parlando della più grande potenza del mondo che ha un ministro della salute, non del Burundi. Può essere una rivoluzione totale. Una tua considerazione. Ciao. Grazie. È arrivato in ritardo, purtroppo, però è un segnale assolutamente forte. Questa è una domanda da fare un po' a tutti i politici, non soltanto che cosa potrà cambiare nell'era Trump. Guarda che cambiamento potentissimo. Siamo sul quotidiano Libero. Oggi l'intervista a Elena Ugolini, coraggiosissima candidata del centrodestra in Emilia-Romagna. Questa domenica, questo lunedì, si vota in Umbria ed Emilia-Romagna. Governerò l'Emilia e sarà finalmente al servizio di tutti. La candidata del centrodestra in regione. La sinistra parla di camicie nere per distogliere l'attenzione dai temi veri. Nominerò persone competenti e libere e istituirò subito una commissione sulla sicurezza idrogeologica. 0292947222. Pronto? Sì, sono io, Sammy. Buongiorno. Ciao, sono Walter. Ciao, Ehi. Sammy. Vabbè, tu ci tieni sul morale con la tua verve e questo fa bene, perché
A me sembra che dovremmo fare, noi della Lega, un bel manifesto con l'asino, con la carota attaccata a 1 metro dal muso, che continua a rincorrerla. Quella sarebbe un bel. Una volta abbiamo fatto la gallina d'oro, adesso dobbiamo fare l'asino che tira il carretto con la carota a 1 metro dal naso. Ce la fanno a non usare, la canzone sarebbe faccela vedere, faccela toccare, ma qui non si vede, non si tocca una mazza. Anche perché questa autonomia, tra le altre cose, è sempre comunque subordinata all'articolo 117 della Costituzione, dove c'è sempre qualcuno dall'esterno che può dire: ma che cazzo state facendo, ragazzi? Qui non si può fare. Questo è il discorso. Quindi va bene, parliamo, ne vediamo. È come guardare una rivista pornografica, si sogna, si vede, si guarda e poi ci si arrangia. Grazie caro. Come guardare una rivista pornografica che ormai non esiste praticamente più. Esistono ancora 02929, quando le portavamo a scuola sotto il banco, 0292947222 in diretta senza filtro, lo avete capito? Questa è Radio Libertà. Pronto? Pronto, buongiorno dal Veneto, Prego. provincia di Treviso. Perdonami, sai, ma che porcate stanno dicendo? La legge sull'autonomia non è stata bocciata, anzi, le correzioni, ci sono delle correzioni utili. Te ne leggo una, per esempio: modifiche alle aliquote tributarie. Dove dice la Corte: il ricorso a decreti interministeriali per modificare le aliquote tributarie e per finanziare le funzioni trasferite potrebbero favorire le regioni meno efficienti. È giusto così, no? Cioè, se io vado a modificare un'aliquota tributaria che poi va a modificare una regione meno efficiente, come per esempio la Campania nel campo della sanità, sarebbe un disastro. In Campania, per esempio, il costo del pasto in ospedale è di 16 e rotti euro, nel Veneto è di 6 e rotti euro. Hai capito il punto? Vengano queste alcune buone correzioni da effettuare. Grazie. Vedete, non è certamente come la mette giù il Fatto Quotidiano, guarda un po' il titolo: l'autonomia nell'indifferenziata. La consulta svuota la riforma Calderoli per varie incostituzionalità. Ainis sblatera dicendo: ora il DDL è zombie. Siamo un po' tutti degli zombie stamattina, giriamo come zombie. No, autonomia. Dammi un altro schiaffo. 0292947222. Dai, è il vostro momento, anche se non siete mai andati in diretta. Chiamate adesso 0292947222. Il vostro pensiero è sacro. Pronto? Pronto? Buongiorno. Mi senti? Come no? Oh, perfetto. Ciao, buongiorno. Ascolta, autonomia. Allora, a parte che veramente fai una rassegna stampa bellissima. Oh, grazie. Io ho soltanto un piccolo dubbio, anche se sicuramente la condivido. Se dovessero vincere dei governatori rossi in molte regioni, che fine faremmo se avessero una minoranza risicata che non può contrastarli? Questo è già un problema. Bisogna mettere un paletto, qualcosa del genere. Poi attori, ballerine, Pietro Pelù, X e Facebook, ma che fortuna hanno portato poi tra l'altro a Trump? Anzi, l'hanno portata perché hanno fatto figure di palca, quindi per amor di Dio. Il resto io dico alla gente, ognuno ha il governo che si merita. Andate a votare. Io sono sempre andata con un po' di vomito, però ci sono sempre andata e piano piano le cose stanno cambiando. Auguri a tutti e votate, mi raccomando. Grazie. Sì, può capitare che uno magari non sta tanto bene, anche di stomaco, eccetera, ma a votare bisogna andarci lo stesso. Questa domenica, questo lunedì, in Emilia-Romagna, dove secondo me ci saranno delle potenti sorprese, magari non a livello regionale, ma a livello locale, in qualche provincia ci saranno
abbattimenti totali della sinistra. Vedo, prevedo e stravedo, assolutamente sì. Da Guccini a Don Ciotti fino alla giudice Albano, la sinistra migra da Twitter, ma è rissa con chi resta, titola Libero a pagina 2. L'opposizione al braccio destro di Trump. Dopo la censura di Mattarella al patron di X, altri compagni abbandonano la piattaforma, eppure non tutti sono d'accordo nel lasciare campo libero ai cospirazionisti e c'è chi propone una terza via: blocchiamo il social. Noi di Radio Libertà siamo anche su Twitter, sappiamolo, sapetelo. Lo sapete, non lo sapevate? Siamo lì, cercate Radio Libertà, siamo su Facebook, siamo su Instagram e poi certo ognuno di noi ha le sue posizioni. Sammy Varin lo trovate un po' da tutte le parti quando non mi bloccano. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, sono Graziano da Gallarate. Ciao, Varese, ciao. Senti una cosa, ma io ho sentito ieri la trasmissione del Debbio e parlavano non so se erano dei consiglieri comunali a Bologna, eccetera, ma Bologna è italiana o è diventata straniera? I nomi erano tutti stranieri, ma io dico questo, come italiano, che ti ho detto negli ultimi anni ho vergogna di essere italiano perché l'Italia ha delle bellezze enormi, eccetera, però siamo un paese di pagliacci, scusa se ripeto sempre la stessa cosa. Però dico, ma voi bolognesi italiani, ma voi vi fate comandare da questa gente? Ma non c'era nessuno che poteva andare su eventualmente in comune per coordinare il comune, eccetera. E poi in riferimento anche alle regioni, adesso la consulta lì, che anche lì è una messa in scena di pagliacci della sinistra, eccetera. Ma le regioni, se eventualmente il capo della regione non è capace di governare la regione, deve andare a casa. Ma cosa vuoi che sappia lo Stato, eventualmente la regione, quello che si deve fare? È come ti dico sinceramente, come ti dico tu che sei a Varese, quando c'era la provincia di Varese, c'era l'Arno, c'era di qua, era tutto bello pulito, eccetera, anche le strade, eccetera. Adesso il comune dice no, quel pezzo lì è mio, quell'altro non è mio, è un disastro, è un disastro. Grazie. Però caro, non c'è più nessuno che si voglia prendere responsabilità, capisci? Mentre l'autonomia la dà la responsabilità e se sbagli te ne vai. Proprio per questo che noi siamo coraggiosi e portiamo avanti l'autonomia, e questo non viene preso in considerazione in molte zone d'Italia che preferiscono dare la colpa soltanto a Roma. 0292947222. Pronto? Pronto. Buongiorno, ciao, sono Franco da Milano. Ciao, senti, io volevo dire questo, io sarà una trentina d'anni che dico che l'errore è originale. Prima c'era il federalismo, quella differenziata, l'autonomia differenziata, tutto quel che va. Noi dovevamo solamente dire una cosa semplicissima: vogliamo la stessa autonomia della Sicilia. Volevo vedere chi si opponeva. L'errore è originale, hai capito? Comunque per quelli che riguardano Bologna invece, si vede che loro piace andare in canoa a 30 all'ora, che continuino ad andare in canoa. Che te devo dire? Ciao. Grazie caro, con tutto rispetto penso che non siano per niente contenti e proprio per questo penso che ci sarà una sorpresina nelle urne da parte di chi ha avuto la cucina allagata per una volta, per 2 volte, per 3 volte, e insomma adesso basta, non voteranno più per gli stessi. Che ne dite? 0292947222. C'è ancora qualcuno in attesa? Sì, lo prendiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy. No, volevo dire, ricordatevi voi che andate a votare adesso, queste settimane, che il centro-sinistra, se va su a governare, non è che va su a governare, va su a comandare. Comandare e governare sono due cose ben diverse, cioè comandare vuol dire obbedire con i cagnolini, mentre invece governare vuol dire partecipare, che è una cosa ben diversa. Va bene?
Va benissimo, Ciao, grazie. Diciamo che questi di sinistra non hanno proposte, dicono soltanto no, no, no. E questo è impensabile, capisci? Un'opposizione deve fare anche delle proposte, soprattutto delle proposte possibili. Ne parleremo alle 11, sapete, io sto per andarmene, tra poco arriva Sallusti con il suo editoriale, la sua intervista. Alle 11 avremo il senatore Massimo Garavaglia per parlare proprio delle novità sul fronte decreto fiscale. Poi arriva Chiara Soldani da leggifuoco.it, commenta le notizie della settimana, i bacchettoni con Pietro Licciardi di informazionecattolica.it e poi alle 11:30 questa mattina il Focus Piemonte con il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna. A mezzogiorno ci sarà la musica indipendente, ritorna il venerdì da mezzogiorno alla 1 con ospiti in studio. Ma intanto un'altra telefonata, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Io non volevo intervenire, però poi, visto che si è parlato di voto, io voglio lanciare anch'io il mio appello. Dai. Attenzione a non andare a votare, perché il progetto delle elite ben pensanti è quello di togliercelo, perché la scusa è molto semplice. Non ci sono soldi, c'è il patto di stabilità, dobbiamo risparmiare, noi spendiamo milioni e milioni per allestire le urne, la gente non va a votare, ma allora è inutile buttare via quei soldi, tanto vale tenerli e investire in altre cose che poi magari ti parlano della sanità, poi le buttano magari in armamenti, in altre cose. Quindi attenzione, perché il progetto delle elite dominanti è proprio questo. Non ci avete fatto caso che Mattarella è andato in Cina e non ha parlato assolutamente di diritti umani? Ha parlato solo di continuare a commerciare perché qui, perché lì, perché là. Il progetto, ragazzi, ormai per quanto concerne le nostre democrazie è quello cinese. Ultima cosa su Landini. Ci stupiamo che Landini si sia appoggiato, tra virgolette, agli arabi, ma guardate che il pugno alzato di sinistra in certe persone non è mai passato di moda. Chi mi dice a me che Landini non sfrutti anche il discorso legato agli extracomunitari per arrivare alla rivoluzione del proletariato? Ciao a tutti e grazie. Meditate, gente, meditate. Mi ha confermato una signora filippina che conosco da anni che tutti vengono in Italia soprattutto per la sanità gratuita, in quanto al loro paese si paga tutto. Ecco, io credo che in tanti paesi non ci siano servizi elargiti come da noi in Italia, dunque se ne approfittano. Forse ridimensionare un po' la sanità rendendola meno gratuita a pioggia potrebbe disincentivare le migrazioni, ci scrive Gianluca. E poi Marco, acquistare la stampa. Io la psoriasi non la voglio, non scherziamo, però a volte, insomma, come quest'oggi sull'autonomia, comprare uno di questi giornaloni, ci sono 3-4 paginoni sull'autonomia, con un'intervista anche a Calderoli, che insomma è giusto leggere. Poi chiaramente, se avete il camino, possono sempre servire. Ci fermiamo o c'è ancora una chiamata? C'è ancora una chiamata? No, ce ne andiamo. E allora grazie a voi signori, anche oggi siete stati tostissimi, mi avete assistito nella terribile rassegna stampa contro l'autonomia. Ora mi devo riprendere. Mi do ancora qualche schiaffettino, ma tranquilli, tra poco dicevamo il nostro direttore Sallusti, poi l'intervista del direttore, poi arriva Giulio Cainarca con la sua auto da fè importantissima alle 10:30 e alle 11 ritorna Sammy Varin con Potere al Popolo in versione territoriale, con anche ospiti in studio, canterini, e sapete i miei cantanti sono sempre molto particolari. Grazie per il gentile ascolto. Questa sera dalle 20 alle 21 una replica parziale dei momenti più belli di questa rassegna stampa. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340 6709 659, 340 6709 659.
Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. Hey! You got to pay back. Revenge. I'm mad. To be paid back. Got to get back. I need some get back. Pay back. Pay back.